Lunedì 4 novembre, San Carlo Borromeo. È il 309° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 57 al termine. Il sole sorge alle 6:54 e tramonta alle 16:53. La luna si leva alle 10:11 e tramonta alle 18:07. Muore nel suo castello, a Malpaga, sopra Bergamo, Bartolomeo Colleoni, uno dei più grandi condottieri di tutti i tempi. Nato a Solza, educato alle armi dal Gattamelata, combatté lungamente al servizio della Repubblica Veneta, che lo colmò di ricchezze e di onori. Morendo, lasciò a Venezia un legato di 100.000 zecchini, a patto che gli fosse eretto un monumento in piazza San Marco. Il Senato, per non turbare l'armoniosa prospettiva della piazza, e d'altro canto non volendo perdere l'ingente somma, risolse la questione con fine astuzia, erigendogli un monumento equestre nella piazza della scuola di San Marco, cioè in campo dei Santi Giovanni e Paolo. Le previsioni per domani. Sereno o poco nuvoloso per passaggio di nubi alte. Probabili foschie e nebbie nelle ore più fredde in pianura, specie sui settori meridionali. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in calo.